Buonasera, bentornati e bentornate a Focus Verona Economia, la puntata di approfondimento in onda il giovedì sera su Radio Adige TV. Questa settimana parliamo di un tema carissimo, importante, che insomma fa di Verona un'eccellenza a livello internazionale. Parliamo di turismo e non solo, avremo tanti ospiti, sentiremo tante voci per cercare di capire, insomma, anche dopo il freno dovuto alla pandemia Covid, come siamo ripartiti, dove vogliamo puntare anche con l'offerta turistica. Iniziamo subito dando il benvenuto al presidente di Federalberghi Verona, Giulio Cavara. Bentornato presidente. Buongiorno a lei. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ovviamente parlando di turismo non possiamo non coinvolgere Federalberghi, l'associazione insomma di albergatori che tanto fa per promuovere e difendere la qualità e l'offerta turistica in città. Per ragionare su alcuni temi di stretta attualità, presidente, qualche giorno fa, lo vediamo anche dal sito veronaeconomia.it, si è svolta una giornata importante, la giornata dell'albergatore presso Italy, e dove si è discusso davvero di tanti temi di estrema attualità, dicevo. Partiamo proprio ricordando questo evento che arriva dopo 2 anni di stop, giusto? Sì, abbiamo fatto, devo dire, abbiamo realizzato un evento importante, ben frequentato, c'è stata un'ottima affluenza, questo mi ha fatto molto piacere. Abbiamo parlato di temi evidentemente che attengono al turismo, spaziando dall'importanza, dalla centralità della nostra Fondazione Arena nel tessuto turistico ma anche economico di tutta la filiera del turismo. Abbiamo parlato dei problemi legati all'overtourism, all'aspetto congressuale che ha ampi margini di miglioramento. Tra l'altro anticipo già che nascerà il Convention Bureau domani, ma lo annunceranno coloro che l'hanno messo in piedi. Insomma, abbiamo parlato di tante cose che hanno, devo dire, sono state riconosciute molto puntuali e apprezzate da tutti coloro che sono venuti. Nel frattempo abbiamo visto qualche immagine proprio di contesto relativo a quella giornata in cui hanno partecipato tantissimi ospiti. Andiamo brevemente a risentire anche la voce della vicepresidente della Regione Veneto, Elisa De Berti, che ha ricordato la centralità della Regione Veneto nel contesto nazionale sotto il profilo turistico. Vicepresidente, parliamo oggi di turismo. Il Veneto non ha nulla di che invidiare non solo ad altre regioni italiane ma ad altre regioni europee. È giusto però porsi delle riflessioni, anche perché il turismo sta cambiando. Certo, il turismo sta cambiando dopo la pandemia, le abitudini delle persone veramente hanno subito una mutazione. Io lo vedo nel campo dei trasporti e quindi anche nel campo delle abitudini turistiche. Dobbiamo farci trovare pronti. Il Veneto è bello, è meraviglioso, è la prima regione turistica, ma non bisogna mai dare nulla per scontato. E anche nel campo dei trasporti, delle infrastrutture e della ciclabilità stiamo andando avanti con il territorio per potenziare nel migliore dei modi l'accessibilità e che sia un'accessibilità sostenibile di tutto il territorio veronese. Ecco Cavara, partiamo proprio anche da questo aspetto che ha ricordato De Berti. Il turismo è cambiato, in particolare dopo il Covid. Abbiamo temuto, insomma, per quel periodo nefasto, siamo ripartiti, però con regole diverse. Sì, ma in realtà io non noto che il turista è cambiato. Diciamo che il turista oggi si muove di più di prima. Siamo tutti rimasti, come dire, a casa forzatamente. Dopo c'è stata una forte reazione, una forte motivazione a viaggiare. I voli low cost hanno consentito a molti di muoversi diversamente da prima, che probabilmente la fascia era molto più ristretta. Poi il turista bene o male è rimasto questa. Diciamo numericamente certo che si è ampliata la filiera, ed è questo uno dei motivi per cui dobbiamo oggi ragionare più che sulla quantità, sui numeri, ma sulla qualità. Questo è un tema centrale, c'è bisogno di nuovi alberghi, insomma, tanto per dirla fuori dai denti. Ma guardi, a Verona tra camere d'albergo e appartamenti in affitto credo che di posti letto ce ne siano davvero tanti, aggiungo anche troppi. Per cui io penso che oggi il territorio di troppo turismo fa male al turismo. Io ho questo slogan, perché effettivamente una città eccessivamente frequentata con i sensi unici non è più appetibile e frequentabile come prima. Per cui per davvero adesso bisogna cominciare a riequilibrare un pochino, forse qualche turista in meno,
e qualche residente in più. Non è certo solo un problema di Verona, è un problema di tante città, ma io da operatore turistico vado contro il mio settore dicendo che ci vogliono delle regole per cercare di circoscrivere gli ambiti. Ogni realtà deve avere la propria dignità, la residenzialità, il turista è un ingrediente fondamentale del territorio, ma deve rimanere tale, non solo il protagonista. Era presente anche alla giornata dell'albergatore il presidente di Confcommercio Verona, nonché presidente anche dell'aeroporto Catullo, Paolo Arena, e quindi sentiamo il suo punto di vista su questi temi. Presidente, oggi qui per parlare di turismo, di ricettività e di albergatori, insomma asset fondamentali per l'economia della nostra città. Sì, anche perché Verona e la sua provincia può vantare dei professionisti di altissima valenza e qualità che in questi anni sono riusciti a trasformarsi, ad implementare le proprie strutture, a rendere assolutamente accoglienti per un turismo non solo italiano ma soprattutto internazionale. Abbiamo avuto lo stop del Covid che ha messo in grandi difficoltà questa categoria, sono riusciti a superare questo momento ed essere ancora più forti, e quindi l'evento anche di oggi serve per avere una visione, per continuare a sognare e soprattutto per sognare una città, una provincia sempre più accogliente in un asset, quello del turismo e dell'accoglienza, che è diventato ormai un asset straordinario. E forse è un momento di riflessione perché c'è un turismo che cambia anche rapidamente, no? Non solo dopo il Covid, in generale, insomma ci sono dei grandi cambiamenti e si è qui per fare anche il punto su questi sconvolgimenti e cambiamenti generali. Sì, i cambiamenti vanno letti, vanno compresi e bisogna capire soprattutto che indirizzo vogliamo dare a questa città, a questa provincia per quanto riguarda gli arrivi dei tanti turisti, perché possono esserci turismi di grande qualità e turismo anche di massa che va comunque bene, perché io sono sempre dell'idea che non bisogna mai buttare via nulla. Certo è che c'è anche un tema di sostenibilità della città e della provincia, non possiamo avere troppe persone e dobbiamo puntare a persone di grande qualità. Insomma, le parole di Arena confermano ciò che ha detto prima Cavara, certo. Quindi puntare anche e soprattutto sulla qualità. Dicevamo, il tema legato al turismo è attuale, c'è stata una Pasqua, una Pasquetta che purtroppo non ha aiutato dal punto di vista meteorologico, però che sensazioni avete per i prossimi mesi, Presidente? Allora, quest'anno la Pasqua è partita un pochino sottotono rispetto al passato, ma non per colpe particolari, ma perché cadendo anticipata ha meno appeal da un punto di vista meteorologico. Infatti il tempo ha confermato purtroppo questa previsione. Diciamo, c'è stata un'affluenza attorno al 70%, poteva andare meglio, ma ripeto, eravamo preparati. L'auspicio è che sia una buona stagione, tutto dipende ovviamente dalla stagione lirica, dalla Fondazione Arena, e noi su questo siamo abbastanza, anzi sicuramente siamo tranquilli, perché Fondazione Arena sta lavorando molto bene da parecchi anni. Cecilia Gasdia e il suo staff stanno realizzando delle opere davvero di altissimo profilo con interpreti di primo livello. Diciamo complimenti a questa realtà bellissima che noi abbiamo e dobbiamo assolutamente preservare e coccolare con la massima attenzione. Di extra lirica quest'anno ce n'è meno, come lei sa, abbiamo a maggio delle buone opportunità, però diciamo ci sono meno spettacoli extra lirici quest'anno. L'anno prossimo, ahimè, non ne avremo, credo, pochissimi o forse neanche uno, perché dobbiamo adeguare l'anfiteatro in previsione delle Olimpiadi, per cui diciamo che siamo ottimisti, se non altro per quest'anno, di fare una buona stagione. E allora usciamo un attimo dalla giornata dell'albergatore, torneremo poi per sentire un altro paio di contributi e visto che l'ha citato andiamo sul sito Daily in questo caso a ricordare che proprio ieri è stato presentato il 101esimo Arena di Verona Opera Festival, che inaugura il 7 giugno con l'evento straordinario del Ministero della Cultura, insomma, per celebrare la pratica del canto lirico in Italia, patrimonio dell'umanità. Qui vediamo il sottosegretario Mazzi assieme al sovrintendente Gasdia, al Trespidi, sempre della fondazione, ma insomma c'è stata una presentazione a Roma, andiamo a sentirci la voce della sovrintendente.
Ci accingiamo ad affrontare la 101esima stagione, 100 più 1 come la vogliamo chiamare, una stagione molto importante perché nel frattempo sono successe tante cose, tipo la pratica del canto lirico italiana che è diventata patrimonio dell'umanità, e quindi questa stagione che affrontiamo avrà molte novità. La prima è ovviamente il grande anno pucciniano, per cui noi in origine facciamo l'inaugurazione proprio con Turandot di Puccini nella messa in scena di Franco Zeffirelli storica, però la vera inaugurazione quest'anno sarà proprio una serata evento veramente per celebrare, per fare una grande festa a questa pratica del canto lirico in Italia, che appunto è diventato patrimonio dell'umanità, e quindi faremo una serata totalmente dedicata all'opera lirica, che per noi comunque è un patrimonio dell'umanità. Ci saranno molte opere quest'anno, 3 di Puccini, quindi Turandot, La Tosca con Anna Netrebko e anche con Jonas Kaufmann, e poi una nuova produzione, evento speciale, solo 2 recite, fatto con un cast di giovani della Bohème, diciamo Puccini, con la regia di Alfonso Signorini. Poi avremo di nuovo Carmen, Il Barbiere di Siviglia per ben 7 recite, con artisti, cerchiamo sempre di rinnovarci e trovare i più grandi artisti rossiniani, insomma, io perché sono stata una rossiniana, li cerco proprio sperando che vengano tutti all'Arena di Verona. E poi avremo l'Aida, ovviamente. L'Aida però in 2 versioni quest'anno, faremo sia la versione della 100esima stagione, quella della messa in scena di Stefano Poda, ma vogliamo rimettere in scena anche la nostra Aida storica del 1913, anche per fare un grande omaggio a Gianfranco De Bosio, che è stato quello che l'ha rimessa in scena molti anni fa e del quale ricorre quest'anno il centenario della nascita. Poi quest'anno, oltre al grande evento del 7 giugno, avremo 6 eventi speciali, quindi avremo Roberto Bolle per ben 2 serate, poi la 9ª sinfonia di Beethoven, Carmina Burana, il balletto Zorba il Greco per ben 2 serate al Teatro Romano, e infine una novità assoluta, che festeggeremo i 300 anni dell'edizione, la prima edizione delle 4 stagioni di Vivaldi, mettendo in scena praticamente all'Arena di Verona le 4 stagioni di Vivaldi, con un sistema però di proiezioni, come posso dire, molto particolari. Insomma, avete sentito, davvero ce n'è per tutti i gusti, si parte il 7 giugno, ma tanti eventi anche collaterali importanti. Cavara è il fiore all'occhiello della nostra città, l'Opera Festival. Eventi come questi servono per mantenere alta anche la visibilità, no, della nostra città a livello internazionale. La visibilità e la qualità del turismo, assolutamente sì. Fondazione Arena è un'eccellenza, io lo ripeto sempre, in un contesto nazionale dove molte fondazioni stanno soffrendo economicamente, per mantenere economicamente stabile una realtà come questa è molto complicato. È per quello che io dico spesso: cerchiamo assolutamente delle nuove opportunità per alzare la famosa asticella, ma preserviamo la nostra eccellenza in assoluto, che è quella della Fondazione Arena, per cui bisogna che davvero tutti, per quello che possono, diano il loro contributo. Ricordo che esiste l'Art Bonus, che è uno strumento che può essere utilizzato dai privati e dalle aziende per sostenere questa realtà. Io lo giudico più che un'opportunità, mi piacerebbe quasi considerarlo un obbligo. Io quasi obbligherei tutti coloro che traggono giovamento da questa splendida realtà a dare un contributo, perché bisogna anche restituire una parte di quello che ci viene dato. E a contribuire a questa visibilità esiste anche da qualche tempo una fondazione particolare, Verona Engarda Foundation, che nasce per volontà della Camera di Commercio, di tanti comuni. Insomma, abbiamo incontrato alla giornata dell'albergatore anche il direttore Luca Caputo. Ricordiamo che la fondazione è presieduta da Paolo Artelio. Sentiamo la voce di Caputo sulle recenti iniziative proprio della fondazione. Direttore, rispetto al 2022, l'ultima volta che si tenne questo evento, a Verona c'è una realtà importante in ambito turistico, la Fondazione. È partita, avete già presenziato a molti eventi fieristici, Verona può contare su uno strumento molto utile. Sì, su uno strumento molto utile e adeguato un po' alle nuove esigenze del mercato turistico, che sostanzialmente è così dinamico che deve prevedere
un'organizzazione sostanzialmente alla pari di quello che è un'organizzazione privata, con delle professionalità, con la capacità di lettura del territorio, con la capacità di cominciare a pensare più che a cluster tematici, il turista enogastronomico, il turista culturale, proprio ad andare alla fonte dei bisogni primari di quelli che poi sono i viaggiatori che si spostano, e quindi ricostruire il nesso, ricostruire la narrazione, raccontare quello che non è raccontato. Quindi quello che stiamo mettendo in atto adesso è una promozione che parte ovviamente da quello che tradizionalmente viene recepito come un compito di un'organizzazione turistica, ma che si spingerà, come vedremo anche durante il convegno, anche alla gestione degli attrattori fino a tutta una serie di servizi come le grandi destinazioni europee stanno facendo da anni. Ecco, proprio in base a quello che avete raccolto dagli appuntamenti fieristici, l'ultimo mi sembra a Berlino, ecco, che sensazioni avete avuto, come percepiscono il nostro territorio all'estero? Beh, allora intanto faccio una premessa: spesso dicono le fiere non servono più, in realtà, come dire, sono una parte molto importante, ovviamente non esaustiva, di tutto quello che è un po' l'attività di comunicazione. Quindi ovviamente ITB rappresenta sia per bacino geografico, diciamo, di interesse il mercato tedesco, ma in generale a livello europeo, insomma, la seconda fiera più importante dopo Londra, ed è un po' quella a ridosso della stagione. L'attenzione e, diciamo, le richieste che abbiamo avuto al desk sono state molto interessanti, e soprattutto con la capacità anche di avere un primo feedback, diciamo, in questa prima operatività, anche avendo fatto un po' di catalogazione, diciamo, di mappatura del territorio, anche di tutte quelle esperienze nuove rispetto alle quali, come dire, il posizionamento sia di Verona e di parlare insieme al Lago di Garda è anche una novità sul mercato turistico, quindi c'è stato molto fermento da questo punto di vista. Ecco, Presidente, Caputo parlava anche di eventi fieristici, siamo a pochi giorni dal Vinitaly. Sì, intanto, se mi permette, volevo anche ringraziare la Camera di Commercio, che con il Presidente Riello, con Paolo Tosi, Paolo Arteglio e il direttore Luca Caputo hanno messo in piedi questa bellissima realtà che serviva a Verona per la promozione del territorio, per cui davvero complimenti, perché stanno veramente facendo un ottimo lavoro. Sì, adesso abbiamo Vinitaly alle porte, che è una kermesse che proietta la nostra città a livello mondiale, è un'ottima opportunità per, come dire, proiettare Verona a livello mondiale. Io dico, più che aiutarci in termini di fatturato, che sicuramente 4 giorni di completo fanno bene a tutti, ci mancherebbe altro, ma più che altro è un'occasione che va colta per, ripeto, fare un'azione di marketing sostanzialmente a costo zero, che come dire, fa conoscere la nostra città ogni anno in tutto il mondo con una fiera, devo dire, di primissimo livello. 4 giorni di completo, attenzione ai furbetti. Sentiamo Altamura, il comandante della polizia locale, che ricorda che sono molto attenti a chi sgarra. Comandante Altamura, oggi qui anche la polizia locale, immaginiamo, per sottolineare l'importanza di contrastare i fenomeni abusivi e le irregolarità in questo settore. Sì, l'amministrazione ci ha indicato un percorso che stiamo svolgendo anche assieme alla Guardia di Finanza rispetto non solo a tutto il mondo del turismo in generale, ma sia sul turismo alberghiero ed extraalberghiero. Noi ci siamo, parlerò un po' dei risultati, ma soprattutto anche del futuro rispetto a quelli che saranno i numeri della prossima estate. Ecco, Cavara, magari chiudiamo un po' su una riflessione su questo punto. Bisogna stare attenti, ecco, perché ne va un po' della nomea anche della nostra città, insomma, quindi bisogna mantenere alta l'attenzione sul fenomeno dell'abusivismo. Quando si hanno di fronte dei numeri importanti, con eventi importanti, con tanta gente, sicuramente l'abusivismo, l'evasione, la poca ottemperanza alle normative viene meno, per cui abbiamo a Verona un'ottima polizia municipale comandata da Luigi Altamura, che, devo dire, è molto attento su questo, per cui un invito a tutti gli albergatori e a tutti coloro che fanno turismo, da chi fa locazioni brevi, bed and breakfast e quant'altro, perché esportiamo anche la nostra immagine, per cui bisogna che tutti facciano la loro parte.
Presidente, siamo in chiusura di questa prima parte, lanceremo tra poco la pubblicità, insomma ci auguriamo che sia una bella stagione per Verona. Ci auguriamo, perché questo va a vantaggio di una filiera del turismo che nutre, tra virgolette, tantissimi soggetti. Cioè, quando si pensa al turismo si parla solo di alberghi. Dietro al turismo c'è una filiera infinita di soggetti, di famiglie, di lavoratori, di imprese che traggono beneficio da questo ambito del terziario, che è molto importante, per cui va sempre gestita molto oculatamente e deve essere sempre, come dire, attenzionata con molta attenzione e peculiarità. Chiudo magari toccandola un po' sul vivo, perché abbiamo parlato a volte anche di locatori turistici, è diciamo una realtà complementare o comunque parallela a quella degli alberghi. Ecco, qual è un po' la sua posizione su questo tipo di offerta, perché di offerta si tratta comunque. Ma guardi, purtroppo molto spesso ci mettono in contrapposizione l'uno con l'altro. Noi non siamo contro nessuno, anche perché ricordo che molti albergatori fanno anche i locatori turistici, per cui è un settore che bene o male conosciamo molto bene. Noi diciamo, prescindendo da questo, troppe camere, parlando in generale, non fanno bene al turismo. Ecco, per cui io dico che oggi Verona come offerta ha tantissime camere d'albergo, tantissime camere locazioni turistiche. Oggi bisogna rimettere al centro di un progetto, credo che l'amministrazione lo stia facendo, la residenzialità, che è il vero problema non solo di Verona ma di tutte le città d'arte. Grazie Presidente per questo suo spunto di riflessione ultimo, ma in generale per ciò che ci ha detto, per l'aggiornamento e per l'occasione anche con la giornata dell'albergatore realizzata da Federalberghi Verona per riflettere su queste tematiche attuali. Grazie. Certo, grazie a voi. Lanciamo un po' di pubblicità e torniamo poi con un altro ospite, ci sposteremo sul lago di Garda. Ben rientrati in studio, dalla città ci spostiamo sulle sponde del lago di Garda perché la stagione è iniziata ufficialmente anche lì. C'è stato un evento inaugurale che poi commenteremo con il presidente, colgo l'occasione proprio per annunciarlo e per salutarlo, Ivan De Beni, che è a capo di Federalberghi Garda Veneto. Bentornato Presidente. Grazie a voi per l'invito. Stasera parliamo di turismo, come accennavo, insomma c'è stato un evento particolare che avete fatto per dare il là alla nuova stagione, lo vediamo dal sito veronaeconomia.it, qui una bella foto di gruppo, vediamo alcuni sindaci, vediamo anche il presidente del Consiglio Comunale di Verona Stefano Vallani, insomma tante autorità, eravate al Bistrò du Lac per diciamo così il taglio del nastro della stagione 2024, un momento informale per incontrarsi insomma e presentare tra l'altro i servizi agli yacht del territorio. Era questo un po' il motivo, no? Di questo incontro. Ce ne parli un po', Presidente? Ma sì, è un evento simpatico, abbiamo provato a fare questa cosa, è la prima volta che lo facciamo, ci siamo incontrati tutti quanti, da Malcesine fino a Peschiera, io in veste di presidenti di Federalberghi e poi tutti i presidenti delle territoriali locali, perché ricordiamo che ogni comune ha la sua associazione albergatori, quindi da Malcesine fino a Peschiera li ho tutti raggruppati, presidenti più direttivi più colleghi. Assieme abbiamo voluto anche invitare, oltre alle autorità, anche i responsabili degli uffici yacht, i responsabili degli uffici informazioni che i relativi comuni hanno. Questo anche per dare un significativo ringraziamento a chi molte volte opera dietro le quinte. Gli uffici yacht sono molto importanti in quanto consegnano nelle mani dei nostri turisti tutte le informazioni che possono avere, non solo per quello che riguarda gli alloggi e la sistemazione alberghiera, ma anche per gli eventi che vengono realizzati nei paesi, cosa c'è da visitare, dove c'è da andare a mangiare, insomma sono loro in prima fila che diciamo accolgono, sono i primi che accolgono i nostri turisti, quindi un momento conviviale per dare inizio
ufficialmente a quella che è la stagione turistica sul lago di Garda, sperando dei buoni auspici, insomma, sperando che sia una buona stagione. Mentre parlava abbiamo iniziato a vedere qualche immagine che poi vedremo in maniera più approfondita. È sempre meraviglioso vedere il panorama del lago di Garda che diciamo ha come tanti altri territori a vocazione turistica passato questo ponte pasquale, insomma il tempo non ha aiutato, però sempre da un vostro comunicato stampa emerge insomma che lo vediamo sempre dal sito veronaeconomia.it, l'occupazione tutto sommato è stata abbastanza positiva e come dice lei insomma una stagione non si giudica, oppure un periodo pasquale non si giudica soltanto dai giorni imminenti di Pasqua e Pasquetta, ma va fatta una valutazione insomma un po' più ampia, con un arco temporale più ampio. È così, Presidente, no? Sì, allora bisogna fare una premessa, che la Pasqua che ci lasciamo alle spalle non è la Pasqua logicamente alla quale noi eravamo sempre abituati. Questo per due motivi principali. La prima è che è molto anticipata. Noi normalmente la stagione sul lago indicativamente normalmente inizia verso metà aprile, quindi abbiamo iniziato quasi 3 settimane abbondanti prima del normale e questo ha comportato sicuramente una percentuale di occupazione inferiore a quella alla quale noi usualmente siamo abituati. E poi c'è stato il meteo che ha fatto la sua parte e quindi quei pochi punti in più che potevamo ricevere se faceva bello non ci sono stati. Però detto questo non bisogna sempre, come posso dire, essere negativi o lamentarsi. Tutto sommato abbiamo fatto una buona Pasqua, abbiamo raggiunto un'occupazione del 70% che ci ha permesso innanzitutto di allungare la stagione, perché abbiamo rosicchiato 3 settimane in più di stagione che normalmente non avevamo. Questo comporta anche allungare le tempistiche per i nostri collaboratori, quindi lavoro in più per i nostri collaboratori e cominciare a scaldare i motori anche sotto l'aspetto promozionale e quindi stuzzicare magari chi è venuto, dimostrare il nostro prodotto per eventuali prenotazioni future e chi non è venuto ha comunque ricevuto sui social o comunque a livello promozionale e comunicativo il segnale positivo che noi siamo pronti, che noi siamo aperti per ospitarli nei prossimi mesi. Quindi se dobbiamo fare un bilancio non sono i numeri degli anni passati, però comunque siamo ampiamente soddisfatti. A proposito di numeri, sempre guardando un po' ad alcune comunicazioni che avete in qualche modo mandato alle varie testate, che noi abbiamo ripreso anche volentieri, avete un osservatorio privilegiato da questo punto di vista. Insomma, sappiamo che il Garda Veneto si riconferma la seconda destinazione turistica in Veneto a livello regionale, 18 milioni di presenze nella provincia di Verona, 14 milioni solo sul lago di Garda. Insomma, questo è un dato che fa pensare molto al peso specifico insomma che ha questo territorio per l'economia non solo appunto del lago di Garda ma in generale dell'intera provincia. Ecco, facendo una previsione, Presidente, che stagione si prospetta? Per fortuna abbiamo risolto alcune criticità, il livello del lago di Garda è alto, non c'è più il problema della siccità per il momento, insomma tante cose si sono sistemate. Che orizzonte abbiamo di fronte per i prossimi mesi? Ma allora, ad oggi, perché qua le situazioni cambiano di giorno in giorno, l'evoluzione, siamo abituati ormai che accendiamo la TV e guardando il telegiornale ne riceviamo di notizie di tutti i colori, quindi ad oggi la previsione è rosea. Come ha detto lei, ci lasciamo alle spalle un record incredibile che è 18 milioni di presenze, compresa la città di turisti, è un dato molto importante. Siamo la seconda destinazione a livello nazionale. Questo deve far riflettere perché non tutti riescono a leggere molto bene i numeri. Pensate che se noi mettiamo assieme la sponda veneta con la sponda lombarda e il Trentino, tutto il lago arriva a 25 milioni di presenze turistiche. Quindi
il lago di Garda è un prodotto veramente molto interessante e molto appetibile. Per quello che sarà la prossima stagione abbiamo un dato molto confortevole. Facendo un confronto delle prenotazioni che stanno arrivando, che abbiamo in casa adesso, facendo data su data, quindi le prenotazioni che abbiamo ad oggi, confrontandole con le stesse prenotazioni che avevamo l'anno scorso sullo stesso data, abbiamo qualche punto in più rispetto all'anno scorso. Questo non vuol dire che chiuderemo la stagione con un nuovo record, però comunque vuol dire che il nostro turista ha già scelto in anticipo confronto all'anno scorso. Quindi è un dato sicuramente positivo che ci fa ben pensare per il futuro. Come ripeto da tanto, ormai io sono molto cauto nel dare i numeri, quindi non mi sbilancio nel dire di portare già con grande successo un risultato positivo. Però abbiamo tutta la stagione davanti, quando sarà a fine luglio e primi di agosto sicuramente avremo dei dati più certi. Tra l'altro, diceva, insomma, ha parlato di sponda bresciana unita a quella veronese. Sappiamo che Federalberghi è molto attenta al futuro del lago di Garda, cerca di creare connessioni, relazioni, sinergie. Pochi giorni fa c'era stato anche un incontro, qualche settimana fa, tra il vostro direttore Mattia Boschelli e il segretario generale della comunità del Garda Pierlucio Ceresa, proprio a Salò, per parlare delle strategie future per il territorio del Garda. Ricordiamo che voi all'ultima assemblea avete lanciato anche le iniziative Together Like Garda, oppure Io sono Lago di Garda, ispirato al riconoscimento del fiume in Nuova Zelanda, insomma, pensando di poter immaginare il lago come un essere vivente. Ecco, avete lanciato anche una campagna social. Insomma, la tematica ambientale è prioritaria e assolutamente anche complementare a quella economica, no? Sì, allora noi abbiamo negli ultimi anni, e l'evento scatenante è stato il Covid, allacciato rapporti molto stretti con i colleghi della sponda lombarda e con la sponda trentina, appunto per aprire un tavolo di riflessione su quello che è la destinazione Lago di Garda, alla luce non solo del Covid, ma anche di tutte le problematiche che sono successe successivamente. Quindi, come ha detto lei prima, il discorso della siccità, il discorso della comunicazione, cattiva comunicazione che c'è stata anche durante l'alluvione dell'anno scorso, e poi quello che sono il consumo del suolo, la cementificazione che ha raggiunto livelli sul lago di Garda preoccupanti. Io prima ho dato dei numeri, ho dato i numeri per quanto riguarda le presenze turistiche, e noi come Federalberghi, come sistema Federalberghi, siamo arrivati alla conclusione di dire siamo arrivati a un livello di numero di prenotazioni, ma di presenze turistiche sostenibile. Da adesso in poi attenzione, perché potrebbe succedere un effetto boomerang al contrario. Quindi io so che noi probabilmente daremo fastidio a qualcuno parlando così e andremo controcorrente, però il messaggio che vogliamo dare tutti, non solo la sponda veneta, ma la sponda lombarda e il Trentino, è quella di fermarsi, perché altrimenti di sovraturismo si muore. Si muore perché innanzitutto i nostri cittadini cominciano ad andare in tilt e cominciano a mal sopportare il grande numero di visitatori che arrivano sul territorio. Quando c'è una cittadinanza scontenta, questo non fa bene per il turismo, il turista lo percepisce immediatamente e quindi è un momento di grande riflessione. Quindi abbiamo aperto questo canale che ha riunito le sponde del lago, lo stesso canale lo sto aprendo con la città nei confronti del mio amico Giulio Cavara, che ha fatto un bellissimo evento a Verona pochi giorni fa, perché ricordiamoci che il lago di Garda è complementare a Verona e viceversa, quindi i nostri visitatori gioiscono ad andare a visitare Verona, andare all'Arena, quindi è da sfatare un po' questo mito dove si dice che sono due turismi completamente diversi. Sì, è vero, chi va in città ama la città d'arte, però comunque magari una visita sul lago la fa.
E quindi è attraverso queste sinergie, queste collaborazioni che si tenta di guardare al futuro, non tanto per imporre decisioni, ma per dare consigli. E questo messaggio forte di cui parlava, insomma, lo avete detto, diciamo, senza paura e senza timore a una platea molto ampia nel corso della vostra ultima assemblea dello scorso novembre. Vediamo qui alcune immagini dall'ex onorevole Maria Stella Gelmini, ora presidente della Comunità del Garda, alla vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, c'erano i sindaci, c'erano le autorità, il presidente della provincia di Verona, Massimo Flavio Pasini, poi ecco, per l'occasione ero presente anch'io, ma mi ricordo quando lei da questo palco, insomma, con grande coraggio, forse in controtendenza a quello che ci si aspetta da un presidente di un'associazione magari di categoria economica, poteva dire, ecco, la questione ambientale è emersa ed è stata condivisa. Qui vediamo appunto le persone che sono intervenute, che ho citato poc'anzi, e devo dire che è un messaggio di grande responsabilità e di grande sostenibilità per garantire, insomma, le stesse opportunità che abbiamo avuto noi anche alle nuove generazioni. Qui, insomma, il palco che era stato allestito e dal quale, insomma, si è cercato di lanciare un messaggio davvero forte e importante. Chiaramente sono tante le iniziative che come Federalberghi portate avanti, dalla cyber security per le vostre aziende, per ricordare poi anche all'impegno che riguarda i costi energetici con i gruppi di acquisto. Insomma, cercate davvero di essere, e magari chiudiamo con questa riflessione, con questo pensiero, Presidente, vicini ai vostri albergatori, alle vostre strutture, per accompagnarli a 360 gradi nella formazione, nel risparmio e nella consapevolezza che tutti insieme si porta a casa il risultato, no? Ma sì, allora il nostro mestiere è radicalmente cambiato, anzi per non dire completamente cambiato. C'è stata un'accelerazione incredibile, come ho detto prima, appunto con il Covid. E il turismo che c'era nel 2000, il modo di fare turismo, il lavoro che ci compete come albergatori, al quale eravamo abituati nel 2018-2019, è completamente cambiato. È come se si sia chiuso un libro e se ne è aperto completamente un altro. Allora gli sforzi che facciamo noi come sistema Federalberghi è quello di accompagnare, aiutare i nostri colleghi ad attraversare proprio questo cambiamento, affrontare questo cambiamento con serenità. Le tematiche sono molto molto attuali e importanti. Quello dei costi energetici è una difficoltà alla quale non è soltanto il Covid, ma sono anche i 1000 conflitti che ci sono in giro per il mondo, che hanno portato a un rincaro dei prezzi. Allora anche qui, facendo sistema con un gruppo di acquisto, ai quali sono entrati anche i colleghi lombardi e presto inizieranno a entrare anche i colleghi del Trentino, abbiamo avuto l'opportunità di creare una massa critica che ci comporta anche una trattativa nei confronti dei fornitori molto più vantaggiosi di quella che si può avere essendo da soli. Quindi tutti argomenti, appunto, come ho detto prima, per ammodernare o aggiornare i nostri colleghi sul nuovo modo di fare turismo. Qui mentre stava parlando vediamo l'accordo che è stato stipulato a fine 2023 con Cars di Sirmione proprio sulla tematica energetica. Qui vediamo proprio la stretta di mano, lei con il direttore Boschelli e con il presidente di Cars. Insomma, anche qui, insomma, un impegno davvero notevole. Presidente, è stato molto chiaro. Noi ovviamente facciamo sempre conto di un lago di Garda che sa portare turisti, sa come farlo, sa come lasciare anche un bel biglietto da visita, perché mi può testimoniare in conclusione che c'è un alto tasso di fidelizzazione. Insomma, sul lago di Garda ci sono spesso dei ritorni oltre che a dei nuovi arrivi, e quindi questo significa che le persone si trovano bene e si affezionano anche ai nostri luoghi. Magari chiuderei davvero con un pensiero su questo. Sì, allora sono numerosi i turisti, specialmente quelli tedeschi, che tornano sul lago di Garda. Non per niente loro, specialmente la Baviera, lo battezza come il mare della Baviera. Per loro venire sul lago di Garda è come andare al mare. Ci sono quelli che ritornano tutti gli anni, ma
ci sono addirittura quelli che raggiungono la nostra destinazione addirittura più volte durante l'anno, se non addirittura 2 o 3 volte. Quindi si sentono a casa propria, grazie appunto al lavoro che facciamo costantemente per cercare di migliorarci, perché non si è mai finito, chi lavora nel turismo sa benissimo che non si è mai finito di imparare, e quindi quello che può essere l'accoglienza, quello che può essere la qualità dei servizi, c'è sempre margine di grandi miglioramenti. E quindi quello che diceva lei è proprio vero, c'è un'alta percentuale di fidelizzazione vi faccio un solo piccolo esempio: durante la Pasqua, nonostante c'era brutto tempo, i clienti che avevano prenotato, la maggior parte non ha cancellato, ha semplicemente telefonato per spostare la data più avanti, ma comunque ecco, non ha cancellato, e questo è un grande segnale positivo. Assolutamente sì, e devo dire che avete lavorato bene anche grazie al portale gardasè.de per far passare dei messaggi direttamente in Germania, in questo caso, visto che ha parlato di tedeschi, ma non solo, quindi avete creato davvero un bel sistema di comunicazione attorno a diciamo le tematiche, dicevamo, ambientali, economiche, legate alla formazione e non solo. Presidente, in bocca al lupo. Allora, sappiamo che sono già Grazie. giornate belle calde, intense. Noi magari ci risentiremo fra qualche settimana, fra qualche mese, magari alla fine dell'estate, per tracciare un bilancio su questa nuova stagione 2024. Volentieri, grazie a tutti e buon lavoro. Grazie al presidente di Federalberghi Garda Veneto Ivan De Beni, lanciamo un po' di pubblicità, ci vediamo tra poco. Siamo tornati in studio dopo l'intervista al presidente Ivan De Beni. Rimaniamo sul lago di Garda perché la parte del leone la fanno i parchi. Sappiamo che queste aziende che continuano da anni, da decenni a fare investimenti sul territorio sono grandissimi attrattori di turisti, portano sul lago di Garda, ma non solo, tantissime persone che creano delle economie importanti. Noi siamo in collegamento con Fabio Amicabile, che è amministratore delegato di Caneva World Resort, che comprende ovviamente Movieland e Caneva Acqua Park. Assieme a lui anche Maria Vittoria Tortella, responsabile marketing e comunicazione dell'azienda. Amicabile, bentornato. Buonasera a tutti i telespettatori, grazie. È ripartita una stagione finalmente dopo un inverno così lungo, che per noi è sempre lunghissimo. E rappresenta una stagione importante perché veniamo da un 2023 positivo. Infatti con Maria Vittoria stavamo condividendo insomma il successo dell'anno scorso in termini di visitatori, che ci ha dato veramente l'energia per affrontare una nuova stagione così lunga, anche perché ahimè la Pasqua è un po' umida di quest'anno, comunque è arrivata molto presto, e come azienda noi copriremo un periodo di quasi 7 mesi, arrivando fino a metà novembre. Quindi è importante per noi. Non è iniziata benissimo perché stavamo guardando un po' i numeri, siamo oltre il 50% del budget, che volendo vedere metà bicchiere vuoto, secondo me pieno, scusa, è un risultato interessante perché veramente sono stati 3 giorni veramente uggiosi, piovosi, e non sono le condizioni ideali per visitare dei parchi di divertimento. Detto questo, abbiamo inaugurato la stagione con Movieland, che quest'anno è il suo 21esimo anno, e quindi abbiamo veramente anche tante novità. Abbiamo già aperto al pubblico We Are Back, remake di un'attrazione storica del parco. Ci siamo dedicati anche ai bambini quest'anno, alle famiglie, proponendo ben 2 attrazioni. Una è un gonfiabile, sembra banale dire gonfiabile, ma penso sia uno dei più grandi d'Italia, è veramente tutto customizzato e personalizzato sulle nostre 2 mascotte. E poi abbiamo fatto un Sahara Jeep, che è un piccolo angolo di Egitto con delle piccole jeepettine utilizzabili dai nostri ragazzi e bambini.
Avete ricordato giustamente che siete nel 21esimo anno, l'anno scorso, il 2023, è un anno importantissimo con la celebrazione, ecco, del ventennale, dalla fondazione di questo parco importantissimo che trae ispirazione, insomma, dagli Stati Uniti d'America. Poi sarebbe carino anche che ricordasse un po' come vi è nata perché questa idea, perché stiamo parlando della famiglia Amicabile, appunto, che con la sua famiglia ha creato un punto di riferimento turistico fondamentale. Ci ricordi magari anche qualche numero che riguarda Caneva World Resort, e poi arriveremo anche nella seconda parte, magari le farò un'altra domanda, alla grande novità di quest'anno, perché c'è una grande novità. Ma partiamo con ordine. Dicevamo, festeggiato il 20° anniversario, si guarda alla nuova stagione, la Pasqua che è andata un po' così, ma insomma ci sono diversi mesi davanti per fare bene, no? Sì, come hai detto Matteo, vabbè, io sono Fabio, sono figlio di Alfonso, che è il presidente, nonché fondatore di questo brand che insomma ha significato tanto nel mondo dell'entertainment sin dagli anni 70, se non prima, nel 65, con un piccolo locale da ballo. Dopodiché abbiamo praticamente realizzato il parco acquatico che tutti conoscono in Italia, che è il mondo di Caneva, e 20 anni fa poi abbiamo pensato di lavorare su un periodo più lungo, un po' come fa Gardaland, che è un altro parco importante dell'area del Basso Garda, e quindi l'idea, diciamo, del parco asciutto, così come lo chiamiamo noi degli addetti ai lavori, è venuta proprio da una visita negli Stati Uniti agli Universal Studios, da cui abbiamo preso ispirazione e abbiamo messo la prima pietra 21 anni fa, mi sembra veramente ieri, ma di fatto sono passati tanti visitatori, tante problematiche, tante soddisfazioni, che è la cosa più importante, che ci dà la forza per proseguire. Quando mi hai chiesto il numero, adesso tutto il gruppo, che è composto da Caneva, Parco Storico, Movieland, il Neonato e ben 3 ristoranti la sera, perché anche quelli fanno da contorno, più che altro, che poi c'è anche una logica, che ti spiego. Un po' il nostro, diciamo, resort riesce a raccogliere intorno ai 600.000 visitatori per stagione. L'obiettivo, guardando il marketing, è sempre quello di crescere. Quest'anno ho alzato l'asticella ulteriormente, perché se posso dire che il parco di Caneva è ormai diciamo maturo in termini di visite, ed è un po' meteopatico, nel senso che il meteo fa un po' da driver per questo tipo di parco. Il parco invece asciutto di Movieland ci sta dando ogni anno delle soddisfazioni importanti, cresciamo intorno all'8-9% annuo in termini di visitatori, e questo ci permette anche di avere come famiglia un budget importante da destinare a delle attrazioni importanti. Non a caso, infatti, la seconda parte della domanda era quella della novità di quest'anno. Io prima in apertura ti ho elencato 3 novità che abbiamo messo in piedi quest'anno, perché sono un po' propedeutiche all'inizio della stagione, ma la vera novità, se tutto va come, insomma, perché poi c'è anche un problema di autorizzazioni, difficoltà costruttive, se tutto va bene, in teoria per i primi di luglio dovremmo mettere in pista un'attrazione importante, perché viene dopo 20 anni di storia del parco, nella quale abbiamo, come dire, messo insieme un team di lavoro, e sottolineo un team totalmente italiano, fatto di aziende di Verona con le quali collaboriamo strettamente e che mi hanno permesso di creare un know-how di un certo livello, che mi permette in realtà di realizzare qualsiasi idea strana o creativa ci venga in mente. Allora, disaster, come dice la parola, già sarà un tour disastroso, no? Però sicuro, perché naturalmente sarà super a norma, però il taglio del disaster piace, perché andremo a toccare un po' con questo viaggio attraverso un pezzo di parco che in realtà è un'aggiunta di circa un 30-35% di superficie, quindi il parco cresce in termini di dimensioni, si andrà a percorrere un tracciato che farà incontrare ben 4-5 set importanti, nei quali prenderanno vita alcune scene catastrofiche. Potrebbe essere l'incontro di Congo, guarda caso, dello squalo di Jaws, il famoso film che ha fatto saltare in piedi nei cinema parecchie persone quando uscì negli anni 70, e tutta una serie di altre attrazioni legate un po' al mondo catastrofico, no? Avremo uno sciamano che non sarà del tutto contento di vederci arrivare, strane. Insomma, noi giochiamo con la fantasia, e il mondo del cinema è un po' il nostro contenitore, che si diversifica anche dal parco di Gardaland, ed è la nostra, come dire, leva di forza, il nostro punto di forza, con il quale ci fa credere nel nostro progetto, che
come ho detto prima, 20 anni fa abbiamo messo la prima pietra, adesso siamo solidi e ci permette anche di ambire ad una crescita ulteriore anno dopo anno. E naturalmente hai parlato di parchi, qualcuno a volte non vuole tanto bene i parchi perché dicono che generano code, stress a livello strutturale, stradale, però portano ricchezza, portano posti di lavoro, e faccio già un appello a chiunque possa e mi sta ascoltando in questo momento che se volete far parte del nostro team sono aperte le adesioni su tutta la linea, dalla ristorazione, ai servizi, agli ingegneri, cioè abbiamo figure veramente a 360 gradi per crescere in termini di occupazione e di team e per affrontare sempre le sfide. Tornando quindi al traffico, che è un po' il problema che noi tutti qui, specialmente nel Basso Garda, conosciamo, domani avremo qui la Veneto Strade che darà il via ufficiale taglio del nastro del tratto della ciclovia che riguarda la tratta di Pacengo verso la. Quindi inizieranno i lavori già a giugno, se non sbaglio, se va tutto bene, e in modo tale da dare e mettere in sicurezza quella famosa statale gardesana che in certi punti è un po' stretta e pericolosa, lo sappiamo. Quindi ecco, le autorità si stanno muovendo bene su questa direzione, non a caso anche il casello di Castelnuovo finalmente è dedicato ai parchi, prettamente ai parchi, non solo, che darà naturalmente un po' di sollievo anche al vincolo di Peschiera, dando un po' più di comfort, ecco, a chi viene a trovarsi qui come ospite sul lago di Garda. Ecco, va sottolineata anche, come ha già fatto lei, insomma, una presenza, diciamo, di collaboratori, per lo più, insomma, costituita da collaboratori italiani, quindi magari anche residenti nel posto, cioè è un unicum la vostra realtà, anche perché non ci sono gruppi esteri, fondi stranieri che ovviamente portano capitali, ma è una famiglia, lo ha ricordato lei, suo padre che fondò il parco, poi lei adesso lo sta portando avanti come amministratore delegato, a generare investimenti, a risolvere anche delle criticità per fornire, insomma, una fonte di intrattenimento importante. Questo va ribadito perché non sempre il turista o il visitatore sa e si rende conto bene degli sforzi, dell'impegno, delle preoccupazioni, anche dei pensieri che ci possono essere dietro la gestione di un parco come il vostro, e ogni investimento chiaramente viene, immagino, calibrato, ponderato e sudato, anche se poi dà soddisfazioni, perché attendiamo con ansia Disaster, che ricorda anche il nome Blockbuster, no? Questa grande catena che non esiste più, ma che ha fatto parte della nostra storia e che quindi, insomma, porterà un ulteriore elemento di divertimento per il pubblico. Certo, ripeto, allora, come hai detto prima, noi siamo una famiglia. Io dico, a volte quando mi presento con le persone del circondario, io dico, io sono nato, vivo e morirò alla Zese, nel senso, fondo che qualche fondo ha provato più di una volta a, come dire, prendere il controllo della nostra azienda, ma un po' perché siamo dei pazzi, perché veramente a volte sarebbe quasi da accettare, un po' perché ci piace il nostro lavoro, un po' perché comunque quando con gli occhi e c'è in fondo loro quell'energia, capito, la luce, no? E non hanno bisogno, immagino dovesse venire qualcun altro, se poi magari queste persone rimarrebbero ancora, diciamo, sul carro, no? Allora preferisco invece mantenere, stare con loro negli occhi, farmi dire spesso e volentieri, Fabio, non riusciamo a farlo, è impossibile, e questa per me è la molla invece che mi dà la voglia di farlo, realizzarlo, e sempre funziona, ecco. Su Disaster, ripeto, a volte anche le amministrazioni con la mole di lavoro, non stanno sempre al passo con i tempi, con noi parchi, perché noi siamo un po', come dire, molto reattivi, no? Specialmente poi in una famiglia dove con papà ci sediamo davanti a un caffè, facciamo il consiglio di amministrazione, per 3 minuti, non posso dire una mezza bestemmietta ogni tanto, però fidatevi che è un modo veloce, indolore a volte per prendere delle decisioni, e in questo momento mai, poi avendo anche passato il periodo del Covid, se ricordate, cioè dove si navigava veramente a vista, avere la reattività è una cosa importantissima, e io mi auguro che come la mia azienda, come tante aziende di Verona, rimangano nelle mani della gente che l'ha fondata, perché i fondi apparentemente secondo me fanno sicuramente
danno un quid, danno una potenza magari di fuoco per fare determinate attività, però poi il cuore la fondate le aziende rimane a loro che le hanno fondate, ecco, non nell'azienda. Amicabile, grazie per questa testimonianza. Facciamo vedere il sito internet carnivalworld.it, dove si possono trovare tutte le informazioni relative diciamo al parco. Lo postriamo a monitor, dovremo riuscire, no, lo faremo più tardi probabilmente, anzi stabiliamo magari il collegamento, probabilmente ce la facciamo tra poco, dove dicevo si possono trovare le informazioni relative ai 2 parchi divertimenti, ai 3 ristoranti esterni ai parchi, ci possono prenotare le cene, tra l'altro ci sono anche possibilità per gruppi, scuole, per realizzare delle feste a tema all'interno di questo grande parco. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, e quindi complimenti ancora una volta alla famiglia Amicabile, che con grande impegno da 21 anni sta dedicando tempo, forze ed energia per lo sviluppo e la crescita del turismo nella provincia di Verona, ma chiaramente è un parco a livello nazionale, addirittura internazionale, per cui i confini vanno ben oltre quelli italiani. Grazie per essere stato con noi, grazie anche a Maria Vittoria Tortella per la collaborazione e per diciamo l'organizzazione di questa intervista, e ci vediamo alla prossima. Posso rubarti un secondo? Perché mi sta spingendo da dietro il marketing, mi dice il 23 di maggio apre Caneva, che poi è l'altro, come dire, caposaldo del gruppo, quindi veramente vi aspettiamo veronesi, perché a volte i veronesi hanno un po' dimenticato che Caneva, cioè ci venivano una volta, no? Poi essendo diventato un parco grande, molto, come dire, affollato a volte, spesso e volentieri trovano delle mete diverse. Vi invito veramente a venire a vedere un parco che ci invidia un po' tutta Europa, quindi è qui sulle sponde del lago di Garda, a 3 metri da Verona, venite a visitarci. 23 maggio l'apertura del parco acquatico, mentre Movieland è già aperto. Insomma, ricordiamo che appunto anche durante Pasqua in quei giorni era visitabile. Grazie ancora, alla prossima. Grazie a voi e buona serata a tutti, ciao. E noi andiamo in pubblicità, torniamo più tardi per la conclusione della puntata con un'altra ospite. Radio Adige Show organizza il tuo evento personalizzato nelle piazze più belle d'Italia, con DJ set, live band e con le scenografie più spettacolari del momento. Tutto in diretta TV. Prenota ora la tua data. Radio Adige Show. Siamo tornati in studio per questa parte conclusiva di Focus Verona Economia, dedicata al turismo e ai parchi. Tra i più importanti a Verona c'è Parco Natura Viva, un parco che, pensate, compie quest'anno 55 anni, è stato inaugurato nel 1969 e rappresenta un fiore all'occhiello anche per le finalità che persegue. È un centro di protezione per le specie rare. Qui vediamo il sito internet dove potete trovare tutte le informazioni, insomma, relative a cosa fare, alle iniziative, a tante notizie sugli eventi e su opportunità che adesso andiamo a ricordare insieme a Maria Ordinario, che è direttore marketing e comunicazione del parco. Bentornata, dottoressa Ordinario. Grazie. Allora, partiamo subito magari ricordando questo 55esimo anniversario importante. Ogni tanto bisogna ricordare le celebrazioni, i traguardi, perché sono ogni volta piccole grandi conquiste, no? Vero, siamo molto fieri del fatto di essere un'azienda che ha una storia così lunga. Il parco è nato nel 1969, quindi tra poco, nel mese di giugno di quest'anno, avremo compiuto i nostri primi 55 anni. Una storia sicuramente importante che rivive anche in questa nuova stagione. Ci siamo lasciati alle spalle un ponte pasquale purtroppo non felicissimo dal punto di vista meteorologico, e sappiamo come un parco come il vostro in particolare risenta un po' di queste alternanze del tempo, no?
in effetti sì, tutta la nostra proposta come parco è essenzialmente all'aperto. Siamo una collina morenica di 42 ettari e la passeggiata, tranne per la parte del safari che si fa rimanendo in auto, si fa poi camminando a piedi, quindi quando le temperature sono troppo basse, la giornata è magari piovosa come abbiamo conosciuto per questa Pasqua, chiaramente l'affluenza diminuisce sensibilmente. Detto questo, c'è bastato veramente avere qualche sprazzo di sole del venerdì santo e poi anche del lunedì pomeriggio, e ancora meglio il martedì dopo Pasqua, per vedere affluire la gente in numero rincuorante, e abbiamo una presenza che è importante anche da parte di molte persone che abitano il territorio, e di questo siamo estremamente fieri, perché oggi noi abbiamo una clientela che torna al parco molte volte durante l'anno. Abbiamo un tasso di fidelizzazione che ormai supera il 60%, vale a dire che il 60% dei nostri visitatori viene almeno per la seconda volta quando lo interroghiamo durante la sua visita qui al parco. Tra l'altro il vostro è un parco non solo di intrattenimento ma anche di difesa di specie rare, quindi c'è una doppia finalità, insomma, se vogliamo, quella più ludica, quella più di intrattenimento appunto, l'altra divulgativa, informativa e anche scientifica. Non dimentichiamo mai queste due anime di Parco Natura Viva. Vero, in quanto diciamo comunicatore nutrendomi di quelli che sono gli obiettivi di quello che è il mio settore, ovviamente la parte ludica ha la sua importanza, ma noi amiamo definire il parco come un parco non di attrazione, non di entertainment, quindi di divertimento, ma di edutainment, vale a dire divertirsi educandosi. Abbiamo un'anima scientifica che è preponderante, ovviamente, essendo un centro di tutela di specie minacciate. La nostra missione si compone di ricerca, conservazione e divulgazione, e questo lo facciamo in tutto quello che proponiamo al pubblico, chiaramente. Detto questo, ognuno è libero di venire al parco per vedere delle cose che non ha mai visto, per avvicinare un animale iconico, spesso esotico, per comprendere che cosa facciamo e per scoprire quali sono i progetti che sosteniamo. Sono tanti oggi i progetti che sosteniamo in collaborazione con una quarantina di università in Italia, per la reintroduzione di queste specie o la salvaguardia dei loro habitat in natura. Quindi sicuramente quello che è il nostro tessuto nativo è quello scientifico, con delle finalità che sono spesso di interesse pubblico, prima ancora che di interesse di un'azienda che ovviamente ha le sue esigenze, e cioè quello di mantenere stabile il suo bilancio. Siamo un'azienda che impiega all'incirca 150 persone, includendo naturalmente sia i servizi esterni che Parco Natura Viva e Natura Service, che è la nostra società controllata di servizi. La valenza scientifica, poi magari in conclusione torneremo anche alle famiglie, perché è molto importante la presenza di questo target. Dicevamo, la valenza scientifica ha avuto una sottolineatura dal 18 al 22 marzo scorso, quando proprio all'interno del vostro parco avete ospitato l'Animal Welfare Forum 2024, 250 delegati da 37 paesi del mondo. Dovremmo avere anche qualche immagine relativa proprio a quell'evento. Ecco, un centro, un parco che diventa anche luogo di dialogo e di scambio di informazioni scientifiche a livello e di importanza, insomma, internazionale, mondiale. L'evento si è concluso da poco, sono particolarmente contenta di come sia andato questo evento. È promosso dall'Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari, che è un'associazione della quale noi facciamo parte e nella quale cooperiamo. L'Animal Welfare Forum è alla sua seconda edizione, e questa edizione ha visto i numeri crescere in modo importante.
sicuramente per l'argomento che è trattato, poiché si tratta di specialisti biologi veterinari che si confrontano sul benessere animale. E tutti i giardini zoologici che hanno partecipato, ma anche delle università, degli enti, hanno partecipato a queste 5 giornate. Li abbiamo ospitati qui al parco, non per il convegno, per il quale naturalmente ci siamo appoggiati ad un centro congressi. È stato un grandissimo piacere, sia per la qualità degli interventi, degli ospiti, del lavoro, ma anche della soddisfazione dei partecipanti. E diciamo, non è la prima volta che ospitiamo un congresso importante, e sappiamo che quando siamo noi in Italia ad organizzarlo, la risposta da parte dei delegati europei, ma anche da fuori Europa, perché abbiamo avuto delle delegazioni che venivano dall'Australia, dagli Stati Uniti, da Taiwan, quindi anche gente che si è spostata da molto lontano per partecipare, partecipano con grande entusiasmo e ripartono con grandissimo entusiasmo. Abbiamo visto anche il vostro direttore scientifico Cesare Avesani Zaborra, insomma, impegnato con le varie delegazioni. Torniamo e concludiamo, insomma, sulle famiglie. Diceva, grande importanza è destinata, e grande attenzione è destinata al territorio, in particolare alle famiglie. Sappiamo che per la nuova stagione ci sono anche delle iniziative che avete messo in campo per facilitare e per stimolare ancora di più l'arrivo di questo target, chiamiamolo così, anche se è un termine un po' commerciale, ma insomma lei è responsabile anche marketing e quindi è un termine che utilizza per lavoro. Tenete molto a questo segmento? Teniamo molto a questo segmento, certo. La famiglia con dei bambini in età scolastica è naturalmente attratta dalla possibilità di passare una giornata all'aperto, vedere gli animali, scoprire delle specie esotiche, rare, o anche delle specie autoctone. Voglio dire, uno dei punti più frequentati del parco è comunque ancora anche la fattoria, dove ci sono degli animali che sono più comuni, ma che i bambini non hanno poi più tanto l'occasione di incontrare. Target sì, purtroppo è un po' una terminologia del settore, ma le famiglie con bambini per noi rappresentano circa il 75% dei nostri visitatori. Quindi è vero, per questo motivo ci stanno a cuore, perché sappiamo che sono come dire, un tipo di cliente che ama venire al parco, ma è vero anche che corrisponde anche al nostro obiettivo scientifico, e cioè, quando dicevo prima, la nostra missione. Quando parliamo di divulgazione, per noi poter parlare con dei bambini in età scolastica e sensibilizzarli a quello che facciamo, ma a quello che ognuno può fare per dare il suo contributo a questo che è un impegno che deve essere di tutti, per noi è estremamente prezioso, perché sappiamo che quel bambino riceve un'informazione, un suggerimento in un'età in cui probabilmente gli farà compiere delle scelte poi in base ad una conoscenza che è necessaria per poter fare delle scelte giuste. E in questo senso abbiamo pensato che fosse utile venire incontro alle famiglie. Sappiamo bene che il momento storico dal punto di vista economico non è dei più semplici, e quindi abbiamo pensato ad una nuova tipologia di biglietto che abbiamo chiamato il Family Ticket. Per family intendiamo dal genitore con un bambino alla famiglia con 3-4 figli, quindi tutte le composizioni possibili, e potranno accedere ad un prezzario che è dedicato a quel gruppo, sia online che alle casse fisiche, e tutti i giorni dell'anno. E ricordiamo che è importante presenziare Parco Natura Viva, perché oltre, diciamo, a godere di un'esperienza straordinaria, si sostiene un centro, dicevamo, per la protezione delle specie protette. Avete anche inaugurato delle iniziative particolari, adotta una specie per un anno, la vediamo sempre dal sito Parco Natura Viva. C'è la possibilità, insomma, di contribuire al sostegno, al sostentamento di questo parco, che costa diverse migliaia di euro al giorno, proprio
proprio anche per la sola alimentazione, la cura degli animali, e poi è possibile donare insomma anche attraverso il 5 per 1000 qualcosa per poter in qualche modo attraverso Fondazione Arca portare avanti la mission del parco. Dottoressa Ordinario, insomma, Pasquetta un po' così, ma dai, ci sono parecchi mesi davanti e sicuramente sarà un'ottima stagione. Ci hanno detto che adesso l'anticiclone africano si posiziona per un pochino, speriamo che insomma sia mite e ci lasci godere di una bella primavera. La ringraziamo per questo suo intervento, ovviamente grazie per quello che fate e ci rivediamo presto. Grazie a voi, buon proseguimento. E abbiamo ascoltato Maria Ordinario, direttore commerciale marketing e comunicazione, marketing di Parco Natura Viva. Focus Verona Economia, dedicato al turismo e ai parchi, di questa settimana termina qui. Noi ci vediamo la prossima settimana, parleremo di banche e quindi siamo vicini alle varie assemblee. Restate con noi, buon proseguimento su Radio Adige TV.